Al via ieri sera nello splendido teatro di Eraclea a Minoa la stagione 2021 dei teatri di pietra organizzati dalla Regione Siciliana Assessorato Turismo. Il primo appuntamento è stato con la classica Fedra di Seneca. A seguire il 5 agosto Novecento, la leggenda del pianista sull'oceano di Alessandro Baricco, quindi il 13 agosto Orestea, Agamennone e Coefore. Il 18 agosto Dante Enea il viaggio, il 20 agosto Elena, per concludere il 25 agosto con le sorelle di sangue, un evento che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico. Anche quest'anno, nonostante il periodo che stiamo attraversando, un periodo di piena pandemia, ma le condizioni anti-Covid qua e del teatro ci sono, quindi stiamo adottando tutte le normative anti-Covid. Ringrazio il direttore del parco, il dottore Sciarratta, e anche quest'anno cerchiamo sempre di valorizzare questa zona. Gli appuntamenti sono tanti e diversi, con una prenotazione già al massimo delle aspettative, Sindaco? Sì, visto il momento che stiamo attraversando, gli spettacoli sono pochi in provincia e delle zone in cui si possono fare, ci sono 6 spettacoli, in più ringrazio il Parco Ecologico che sta organizzando qualche altro spettacolo, è un punto in cui c'è la tranquillità perché ci sono le norme anti-Covid e quindi 6 spettacoli, i Teatri di Pietra si chiuderanno il 25 agosto, quest'anno ci sarà un spettacolo in più, non sono 5 ma sono 6. Un comune, quello di Cattolica Eraclea, che sta attraversando un momento positivo, considerando anche diversi finanziamenti che stanno per arrivare e che arricchiranno ancora di più non solo il paese ma anche la costa. Sì, stiamo investendo tantissimo, abbiamo tanti progetti, ad esempio il problema dell'erosione del Creamino, che se ne è parlato sia a livello nazionale che regionale. Il 1° ottobre si pensa già di poter iniziare i lavori, ci sono dei decreti che arriveranno dalle Rederne, dei progetti presentati, tutta illuminazione del Creamino, il belvedere sopra la zona archeologica. Siamo nel paese, nel comune, abbiamo fatto pure tanti progetti, abbiamo tutta la ristrutturazione del Calvario, un progetto di 900.000 euro, siamo in attesa di finanziamento. E per quanto riguarda il CCR, Centro Comunale d'Accolta, siamo stati 6 in Sicilia, messo al finanziamento di circa 970.000 euro, stiamo lavorando sulla viabilità, stiamo investendo sulla promozione turistica. Quest'anno abbiamo messo un pennello di Recreamino all'aeroporto di Bergamo per fare conoscere la zona, sperando che anno dopo anno questa zona ha solo da migliorare perché è un fior d'occhiello di tutta la Sicilia e dell'Italia e del mondo, perché è una zona in cui può offrire dalla cultura al mare, il turista o cerca cultura al mare e qui trova sia cultura che mare. Ci sono delle novità per ciò che riguarda la ristrutturazione di questo teatro? Sì, il direttore del parco Sciarratta ci sta lavorando, l'altro giorno abbiamo avuto un incontro per quanto riguarda questo teatro perché è una copertura un po' antipatica fatta degli anni, quindi sperando e sono convinto che questo problema si risolverà al più presto possibile. Per la costa, per le mareggiate, so che c'è pure una situazione in evoluzione. Sì, avevo un progetto già tutto pronto a partire, affidato, ci sono le condizioni purtroppo che non può partire a settembre per la caletta e i lavori, quindi inizieranno a ottobre, sono circa 8 mesi di lavoro, sperando di chiudere questo problema veramente che aspettiamo tutti e non avere più il problema dell'erosione, di cadere alberi, veramente è un po' antipatico questo. È immancabile perché per me personalmente io vengo qui dal 2006 con il circuito dei teatri di pietra e quindi è un appuntamento non solo bello come il luogo, emozionante, ma ogni volta si aggiunge qualcosa a una storia che è questa, di questo luogo unito a questo circuito importante. Vedo che sempre l'amministrazione è attenta a promuoverlo. Questa sera Fedra, che è una delle grandi figure drammatiche del teatro antico, una donna quasi moderna potremmo dire, perché in realtà è la storia di un amore impossibile con le sue conseguenze. Viviamo un'epoca in cui le donne subiscono molto, Fedra in qualche modo era una donna all'avanguardia per i suoi tempi,
con alcune caratteristiche però di quella cultura. Abbiamo visto già nelle tappe che abbiamo fatto che il pubblico segue molto e riesce a essere empatico con una storia scritta più di 2000 anni fa, e questo è il grande fascino del teatro. Che Fedra è prima di tutto una donna che decide di ribellarsi a, diciamo, a una società maschilista che in qualche modo la soffoca e non contiene la sua necessità di vita, di espressione e anche di potenza, per cui ha un grandissimo coraggio. E poi Fedra vuol dire la luminosa, per cui questa parola mi è molto utile nel percorso attraverso Fedra, perché possa portare luce a tutti noi. E vi dico una piccola cosa, che l'immagine più forte di un personaggio contemporaneo che mi è venuto, di figura di donna, che ha ispirato anche questa Fedra, è Lady Diana. Quanto è importante l'evento Teatri di Pietra, diciamo, nell'ambito delle manifestazioni estive teatrali? È importantissimo, e per me è un sogno tornare anche quest'anno nei Teatri di Pietra, che sono veramente tra i più belli d'Italia e del mondo, direi, uno più bello dell'altro, e quindi è sempre veramente una grande gioia e un grandissimo onore, perché le pietre ispirano. Noi poi siamo dei canali, dei vettori, e cerchiamo forte il legame con il pubblico contemporaneo, con le donne e gli uomini presenti, perché veramente il teatro parla di noi e soltanto di noi attraverso giochi, favole, grandi miti, ma queste pietre, ecco, sono quelle che fanno da tramite, che ispirano noi e che arrivano agli spettatori.